Stocca fisso a volontà, da qui parte lontano arriverà. Baccalà Orientini Tour 2023, oggi ha fatto tappa a Svolvær, che è questo paesino che vedete alle mie spalle. Stiamo salendo questa montagna che dà accesso alla Porta del Diavolo, che è uno dei simboli delle Lofoten e della Via Quirinissima. Campionati europei di orienteering. Si è appena conclusa la staffetta sulla Via Quirinissima in Norvegia, nelle isole Lofoten, un anticipo delle gare vere e proprie che si svolgeranno in Veneto, anche a Vicenza, nella prima settimana di ottobre. Per celebrare l'evento, che vedrà coinvolti oltre 2000 atleti provenienti soprattutto dal nord Europa, si è voluto intrecciare un legame di amicizia tra Norvegia e Veneto attraverso l'ingrediente iconico del baccalà alla vicentina, lo stoccafisso, il pesce essiccato tipico scoperto dal mercante veneziano Pietro Querini nel 1432, quando naufragò da queste parti. Siamo venuti sull'isola dove è stato trovato il Querini. Alle mie spalle vedete la stele che è stata eretta grazie alla confraternita del baccalà nel 2007, ovviamente il comune di Rost, e noi siamo qui nel punto in cui, grazie poi all'approdo del Querini, è stato trovato, è stato sviluppato, è stato importato lo stoccafisso. Un connubio tra sport, storia ed enogastronomia. A Sandrigo, capitale della confraternita del baccalà, alla fine di settembre, durante la presentazione dell'evento sportivo, sarà possibile avvicinare questa disciplina con una sfida non competitiva che richiede agli atleti, oltre a bussola e mappa, anche una buona dose di preparazione atletica, intuito ed intelligenza. Questa è l'opportunità di far parlare, oltre che di questa grandissima esperienza ed eccellenza culinaria, del nostro sport orienteering, che in occasione dei campionati europei del prossimo ottobre concluderà la Coppa del Mondo nella città di Vicenza, nota ormai per quell'eccellenza che è appunto lo stoccafisso arrivato dalle Lofoten e da Rost. Stoccafisso